Caos AstraZeneca in Friuli Venezia Giulia, un cittadino su 3 ha disdetto l'appuntamento per la vaccinazione. Regione in pressing sull'Europa per trovare soluzioni per la distribuzione di ulteriori dosi. È stato brevettato da Biofarma e dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale il nuovo tampone salivare, affidabile, sicuro e veloce, arma importante nella lotta al Covid. Il sindaco di Vivaro chiama in causa il Ministero della Difesa dopo il caso dell'allevamento di polli colpito da un carro armato. Si faccia chiarezza sul poligono, il più grande del nord-est, penalizza il territorio. Perquisizioni della Guardia di Finanza oggi nella sede della NET a Udine, intervento legato all'inchiesta sulla gara per il nuovo impianto di rifiuti di via Gonars. Parte domani la seconda fase del campionato di Serie B di basket. La Gesteco, seconda nella nuova classifica, riceve a Cividale Iesi. Prima di Pasqua finale di Coppa Italia Cervi, ha battuta la concorrenza di Lignano. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Il Friuli Venezia Giulia con altre regioni italiane è in prima linea per sollecitare l'Unione Europea a trovare soluzioni per la distribuzione di ulteriori dosi di vaccino anti-Covid. Intanto la situazione in regione è in peggioramento, mentre un terzo delle persone che avevano prenotato l'appuntamento vaccinale ha dato disdetta. Il Friuli Venezia Giulia a fianco delle altre regioni italiane per sollecitare l'Europa a rifornire di dosi di vaccino anti-Covid l'intero paese. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, sottolinea che i vaccini sono l'unica arma per sconfiggere il virus. Noi stiamo lavorando come conferenza delle regioni ovviamente per fare pressioni all'Unione Europea attraverso il governo italiano. Allo stato attuale le aziende farmaceutiche, anche una strada che noi abbiamo cercato di percorrere nei limiti del possibile, però noi con chiarezza che le dosi vengono vendute ai governi nazionali. Quindi le regioni non possono fare un approvvigionamento autonomo. Noi dovevamo organizzare la campagna vaccinale, anzi doveva organizzarla il commissariamento precedente ma non l'ha fatto, e l'abbiamo fatto. L'unica cosa che dovevano fare l'Unione Europea e quindi anche il governo nazionale è fornirci le dosi. Allo stato attuale purtroppo non sono sufficienti. Noi abbiamo un esercito schierato, e però questo esercito bisogna dargli munizioni, altrimenti la battaglia si perde. Intanto la situazione contagi è in peggioramento. Speriamo di ridurre la pressione ospedaliera, che è importante, il contagio continua a correre e quindi dobbiamo cercare di contenerlo. Preoccupa anche il fatto che ci sono state diverse disdette sulle prenotazioni per la vaccinazione, un terzo. Questa è l'altra faccia della pandemia, la comunicazione ci ha invaso, spesso anche dicendo delle cose che non andavano dette, ma non perché non si dovevano dire, ma perché sostanzialmente non corrispondevano alla realtà. E quindi è evidente che questa contrapposizione porta anche alla preoccupazione delle persone che in certe situazioni non si fidano e di conseguenza producono questi effetti. Questi sono numeri importanti, io mi auguro che col passare dei giorni queste cose trovino un riequilibrio. Nuovo tampone salivare, le cui caratteristiche di affidabilità, sicurezza e velocità lo rendono un'arma importante contro il Covid-19. Nasce da una stretta collaborazione tra Università di Udine, Biofarma e le istituzioni. La saliva raccolta in provetta potrà semplificare le procedure per i test per capire se si è positivi al Covid, con attendibilità del 15% in più rispetto ai test molecolari. Questo grazie agli studi effettuati da un team composto da universitari dell'Ateneo Udinese e la Biofarma di Mereto di Tomba. Ma quali sono le caratteristiche? La semplicità di raccogliere la saliva, perché tutti i suoi telespettatori sapranno come si fa un tampone, se mi permette. Ecco, abbiamo già fatto il prelievo, quindi i tempi, che vogliono dire anche costi, vengono molto accorciati. Dopodiché questa provetta può arrivare non velocissimamente, perché dura 48 ore l'RNA del virus all'interno di questa provetta, ha un laboratorio che, mentre negli altri casi deve riaprire, togliere l'eventuale bastoncino o fare altre operazioni, in questo caso lo processa nella macchina e subito dopo il risultato.
Biofarma produrrà 15.000 provette che donerà all'ospedale di Udine, per poi produrne ulteriori che introdurrà sul mercato. Una collaborazione questa che potrà essere presa ad esempio a livello nazionale e sostenuta dalla Regione, che ha aiutato l'azienda e l'università a semplificare l'iter di sperimentazione e produzione. Questo è un tema, è il tema, è ormai da anni che se ne parla in Italia e noi non le nascondo, con una certa fatica abbiamo intrapreso questa strada della semplificazione. Gli imprenditori ti chiedono una cosa molto semplice: lavorare con semplicità e senza mille lacci e lacciuoli che ne caratterizzano e ne condizionano spesso l'attività. Intanto il Presidente della Regione Federica ha fatto sapere che il Friuli Venezia Giulia garantisce da oggi cure con gli anticorpi monoclonali. Si parte dall'ospedale di Udine con questo trattamento che si è dimostrato strumento importante per ridurre la carica virale delle persone infette e quindi contribuire a ridurre il tasso di ospedalizzazione in attesa di una maggiore disponibilità di vaccini. Cura che può venire somministrata entro i primi 10 giorni dalla comparsa dei sintomi nei pazienti con sintomatologia lieve o moderata e che presentino determinati fattori di rischio indicati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tra questi l'obesità. Intanto oggi 20 le persone morte con Covid in regione e su 7.485 tamponi molecolari sono stati rilevati 593 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,92% e su 4.434 test rapidi antigenici effettuati sono emersi 317 casi, il 7,15% del totale. 77 restano i ricoveri in terapia intensiva, quelli in altri reparti sono 547, oltre 15.000 le persone in isolamento ed è allerta massima in provincia di Udine per il diffondersi del virus. L'Ordine dei Medici invita i cittadini al massimo rispetto delle regole. L'Ordine dei Medici lancia un appello alla popolazione. È allerta massima, il personale sanitario è allo stremo e sull'ospedale di Udine la pressione è altissima ogni giorno di più. Il presidente dell'Ordine, Gianluigi Tiberio, sollecita i cittadini a mantenere alta la guardia con il massimo rigore, comportarsi correttamente, applicare alla lettera tutte le restrizioni previste dalla zona rossa, rafforzare ulteriormente tutte le misure di sicurezza personale, scongiurare situazioni potenzialmente rischiose, indossare correttamente le mascherine e aumentare le distanze interpersonali, evitare comportamenti a rischio limitando al massimo gli spostamenti inutili. Nell'ultimo incontro con i medici per analizzare la situazione generale, spiega Tiberio, sono emerse preoccupanti criticità non solo negli ospedali ma anche negli ambulatori dei medici di famiglia. Uno degli ultimi dati allarmanti riguarda l'alta percentuale dei positivi rilevati tra i sintomatici. Se prima raggiungeva il 10-15%, ora in alcune zone è salita al 44%. Dalle notizie raccolte al Dipartimento di Prevenzione risulta che attualmente stanno circolando soprattutto varianti e questo ci porta a un aumento della contagiosità. Tutti dobbiamo comprendere bene cosa stiamo rischiando, conclude Tiberio, poiché il pericolo concreto è che il sistema non regga più e se dovessimo essere travolti, allora sì che non potranno essere garantite le cure per tutti. Dopo il caso dell'allevamento di galline colpito da un proiettile di un carro armato, il sindaco di Vivaro chiede che intervenga il Ministero della Difesa per fare chiarezza sull'episodio e sulla situazione più in generale del poligono. Siamo a Vivaro in un punto del poligono Cellina Meduna. Alle nostre spalle vedete una torretta che appartiene a questo territorio e subito nelle immediate adiacenze, siamo in mezzo ai campi a ridosso del centro abitato, l'azienda agricola di Edoardo Dare, che è appunto il titolare di questo grande allevamento, il più grande del Friuli Venezia Giulia di galline ovaiole. 20 alla fine le galline che hanno perso la vita a seguito del colpo sparato dal carro armato su 35.000 animali che vengono allevati in questa struttura che è stata danneggiata nella parte superiore. C'è un'indagine in corso curata dalla Procura della Repubblica di Pordenone. Chiediamo con forza come amministrazione comunale e la popolazione tutta che vengano chiarite nel più breve tempo possibile le responsabilità. Ho richiesto al senatore pordenonese Franco Dalmas di portare all'attenzione del Ministro della Difesa
un'interrogazione urgente al fine di chiarire nel più breve tempo possibile quello che è successo, anche perché il nostro comune ospita il più grande poligono del nord Italia e quindi subisce un disagio non indifferente da queste attività, e a fronte di questo enorme disagio non è per contro dato una giusta indennità per appunto ripagare sia i privati dalle vibrazioni dei tetti e quindi anche delle manutenzioni conseguenti, e sia il comune per le servitù militari. Scossa e preoccupata per l'accaduto la comunità di Vivaro. Sono diversi quelli che dicono di aver sentito 5-6 colpi molto forti la sera dell'accaduto e poi segnalano disagi continui per la vibrazione cui sono sottoposte le abitazioni durante le esercitazioni. Siamo talmente abituati a sentire i colpi tutto l'anno che non ci ha fatto nessuna differenza il fatto di sentire un colpo, perché comunque li sentiamo spesso, quindi non ci ha fatto nessun effetto. Ma qui le case vibrano quando ci sono queste esercitazioni? Spesso sì, dipende da come tira l'aria, ma spesso, soprattutto quei 6 colpi di l'altra sera, io l'ho sentiti molto bene, anche perché con i vetri che ho io li sento molto molto bene, e quindi anche le case lo sentono. Ci ridiamo tutti su, però insomma ci siamo anche un attimo spaventati, perché insomma riflettendoci... Perché è vicinissimo? Esatto, perché hanno sbagliato, se non sbaglio, di 45 gradi quasi, quindi era un attimo a sbagliare un po' di più e prendevano una casa. Tra l'altro noi abitiamo lì proprio di... Li sentite bene quindi i colpi? Sì, molto, tra le vibrazioni, insomma, dei vetri. Quella sera lì si sono sentiti di più, quindi anche noi era ora di cena, e si sono sentiti gli ultimi spari e probabilmente devono essere stati quelli. Qui si spara anche di notte? Sì, ma come anche di notte? Chiedi a tutti, cos'era, 10:30 o 11 di notte? Ma stiano scherzando? Dai ragazzi, dai, con questo coronavirus, una storia l'altra, e la gente è già tutta mezza malata per una roba o per l'altra, psicologicamente a terra. E cosa volete fare? Cosa vogliono fare? Manda l'esercito a sparare adesso? Non andava in ufficio perché è formalmente malato, ma svolgeva altre attività partecipando anche a delle manifestazioni. Un dipendente pubblico di Pordenone, responsabile di un'associazione sportiva dilettantistica, è indagato per truffa ai danni dello Stato e peculato perché in più occasioni, pur risultando in servizio o assente dal lavoro per malattia, partecipava a manifestazioni e incontri di rappresentanza della società di cui era presidente oppure svolgeva attività extraprofessionali. E un'altra persona risulta indagata in concorso per peculato perché il funzionario impartiva a disposizione a un suo dipendente affinché in orario di servizio e utilizzando un mezzo dello stesso ente svolgesse un servizio privato nell'interesse del superiore. Nel corso delle indagini poi la Guardia di Finanza ha scoperto che il funzionario indagato utilizzava indebitamente anche in contesti istituzionali il titolo di ingegnere e con questo titolo ha condotto o proposto attività professionali anche alla Regione, all'azienda ospedaliera di Udine e ai comuni della provincia. Per l'usurpazione di titoli è stato sanzionato amministrativamente dalla Prefettura di Pordenone. La Procura della Repubblica ha invece disposto l'archiviazione di altre analoghe condotte emerse per le quali però erano maturati i termini della prescrizione. Sono in corso approfondimenti attraverso la Corte dei Conti per valutare con precisione i danni erariali. L'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Zonin, è stato condannato in primo grado a 6 anni nel processo per il crack dell'istituto Puschiasis di consumatori attivi coinvolti nella vicenda. 110.000 risparmiatori adesso avanti con i risarcimenti. Gianni Zonin è stato condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi per il crack della Popolare di Vicenza. I PM avevano chiesto 10 anni per l'ex presidente della banca. È comunque la più alta condanna tra le 4 inflitte. Il collegio, presieduto dal giudice Deborah De Stefano, ha letto poco dopo le 16 la sentenza a carico degli ex vertici dell'istituto al termine della Camera di Consiglio, iniziata alle 14 di ieri. Oltre a Zonin sono stati condannati a 6 anni e 3 mesi l'ex vice direttore generale Emanuele Giustini e rispettivamente a 6 e 5 anni i suoi 2 vice, Paolo Marin e Andrea Piazzetta. Assolti invece, perché il fatto non sussiste, l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto e il manager Massimiliano Pellegrini. È stata disposta la confisca di 963 milioni di euro. Registriamo 2 dati importantissimi: la condanna degli imputati
e il riconoscimento alle parti civili, quindi ai risparmiatori traditi, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno per aver perduto i propri soldi, lo ricordiamo ancora, in azioni e obbligazioni subordinate della Banca Popolare Iberica. Quindi questi due dati importantissimi ci devono servire per continuare la battaglia sul fondo indennizzo risparmiatori e devono portare il Ministero e la stessa Consap a velocizzare la procedura per erogare gli indennizi e ad alzare la percentuale di risarcimento che viene riconosciuta ai risparmiatori. Ribadiamo ancora una volta, non può essere che si continui a chiedere ai risparmiatori in ogni procedura che essi fanno di dimostrare di aver subito delle violazioni ai loro diritti e per questo di aver perduto i soldi. Ormai anche la sentenza di oggi del Tribunale di Vicenza accerta che sono stati compiuti dei reati gravi che hanno coinvolto 110.000 risparmiatori e questo deve bastare in ogni sede, in ogni luogo per poter ottenere il risarcimento dei danni e quindi per poter recuperare i soldi perduti. Perquisizione della Guardia di Finanza nella sede della NET a Udine in merito all'inchiesta sulla gara per il nuovo impianto di Via Gonars. Perquisizione della Guardia di Finanza nella sede della NET a Udine. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno acquisito documentazione in merito all'inchiesta relativa al project financing avviato nel 2016 per il nuovo digestore di rifiuti di Via Gonars. Iscritto nel fascicolo il RUP e presidente della commissione di gara Giampiero Zanchetta per l'ipotesi di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Si tratta di vicende precedenti al mio insediamento, sulle quali la magistratura farà le sue verifiche, precisa il presidente di NET Mario Raggi. Ritengo sia un atto dovuto per motivi procedurali. Non ho ragione di pensare che nel passato la società abbia tenuto condotte irregolari, continua Raggi. In ogni caso, l'attuale dirigenza ha già attivato un approfondimento sul tema della sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del project finance del nuovo impianto. All'esito di questi accertamenti prenderemo le nostre decisioni interne e finali, spiega ancora Raggi. Personalmente auspico che l'ingegner Zanchetta, nei confronti del quale ho la massima stima personale e professionale, saprà dimostrare nelle sedi competenti la piena regolarità del suo comportamento, conclude Raggi. 150 kg di mozzarella e 160 di frutta e verdura sono stati sequestrati dalla polizia locale di Azzano Decimo a venditori ambulanti, 2 venditori ambulanti residenti in provincia di Napoli, perché erano stati posti in vendita e detenuti in cattivo stato di conservazione, oltre che essere senza tracciatura. Un terzo ambulante della provincia di Treviso è stato diffidato. Per tutti sono state elevate sanzioni amministrative e i prodotti saranno distrutti. Riprenderà la prossima settimana la discussione sul disegno di legge sicurezza dell'assessore Roberti. Le opposizioni però vanno all'attacco, vogliono che i vigili urbani diventino la polizia della regione e poi creare gli spioni di quartiere. Mancanza di dibattito, nessuna audizione di chi si occupa tutti i giorni di sicurezza e alcuni articoli definiti pittoreschi. Le opposizioni, con Partito Democratico, Open FVG, Movimento 5 Stelle, Patto per l'Autonomia e Cittadini, hanno bocciato il disegno di legge 125 in tema di sicurezza, che riprenderà il percorso la prossima settimana in Consiglio regionale dopo l'interruzione dei lavori a causa del protrarsi della discussione. A introdurre tanti dubbi il capogruppo Dem, Diego Moretti, poi Franco Jacob ha parlato di un tema che coinvolge la società civile e la sicurezza va tutelata e non agitata come una paura per le nostre comunità, quando tutti gli indicatori e i prefetti hanno sottolineato più volte come non ci sia un'emergenza. La polizia locale passa dall'essere un corpo di vicinanza e comunità a un corpo che tende a specializzarsi con una visione che viene individuata dalla regione. Si va a svuotare il ruolo della polizia locale, ha fatto eco Tiziano Centis, rendendolo un corpo di polizia di Stato. Il nodo principale, secondo tutti, è quello del volontariato. Serve il vigile di quartiere, ha proseguito Jacob, e non che ognuno di noi si trasformi in tutore della legge, un ruolo che spetta a persone preparate e qualificate. Lo spione di quartiere lo definisce Furio Onsel, con la regione che riconosce un albo di cui neanche il sindaco sa nulla. Mauro Capozzella usa una figura, quella di Matteo Salvini, che citofona a casa di un presunto spacciatore. Parlano di sicurezza, ha aggiunto, ma non è la priorità che dovrebbe essere la sanità, di cui invece si parla poco in Consiglio regionale. Giampaolo Bidoli ha parlato di commissioni spogliate dalle loro funzioni senza possibilità di audizioni per molte norme. Cristian Sergo ha auspicato in un ritorno in commissione per avere un confronto con tutte le parti coinvolte, vista anche la non necessità
necessità di avere fretta per il rinvio delle elezioni. Non è mancata poi la citazione delle parole del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin: sia il rispetto delle regole, no agli sceriffi. A Udine, in via Cormorbasso, terminati i lavori per l'area di sosta, questa mattina sopralluogo del sindaco Fontanini con il vice Michelini anche lungo un tratto della ciclovia Alpe Adria. La possibilità a chi ama la natura proprio di parcheggiare qui la macchina e di entrare nel Parco del Cormor da una parte abbastanza originale, perché qui siamo nella zona sud del parco. Il progetto relativo alla realizzazione del parcheggio di via Cormorbasso fa parte del secondo lotto dell'opera 6038 Parco del Cormor per l'acquisizione di aree, lavori di bonifica, viabilità e opera verde. Si è reso un collegamento anche con la nuova capolinea dell'autobus, che è nella parte opposta, dove c'è anche un inizio di lottizzazione. Qui è stato fatto un lavoro abbastanza importante, perché qui oltre all'asfaltatura, come vedete, ci sono tutti i sottoservizi, quindi la fognatura, non ci saranno più gli allagamenti. Conclusi anche i lavori di realizzazione di 250 metri di fosso drenante in via della Cacce lungo un tratto della ciclovia Alpe Adria che da anni era oggetto di segnalazioni e criticità. L'investimento complessivo, che somma oltre agli interventi di via della Cacce e quelli di viale Palmanova, ammonta a oltre 200.000 euro. Abbiamo sistemato quest'area realizzando questo fosso drenante. Abbiamo dovuto comprare un po' di terreno perché non c'era spazio per farlo ampio come va fatto, e quindi è un modo per dare sistemazione a quest'area che era un po' precaria. 3 cani Amstaff sono stati trovati a Pordenone in uno scenario definito da incubo. A trovarli le guardie zoofile dell'OIPA di Pordenone, che all'interno di una casa disabitata hanno soccorso gli animali tenuti tra le feci e i rifiuti, senza né acqua né cibo, in un contesto di estremo degrado. All'interno della casa gli agenti si sono resi conto della pessima condizione igienico-sanitaria in cui erano costretti a vivere. Gli animali, abbandonati da mesi, sono stati sequestrati e trasportati nel canile di Villotta di Chionsi. Il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone per abbandono di animali. Il Centro Misericordia e Solidarietà di via Marano a Udine ha sospeso da oggi e fino al prossimo 7 aprile le attività di culto che si svolgono all'interno dello stesso. Questo a dimostrare la propria solidarietà nei confronti delle autorità locali e regionali che si adoperano per far fronte alla diffusione del contagio. La direzione del Centro Misericordia e Solidarietà in via cautelare ha deciso di sospendere le attività di culto. A partire da oggi abbiamo deciso di sospendere tutte le attività di culto che erano in deroga anche ministeriali, che da protocollo sanitario potevamo continuare a svolgerli, ma abbiamo preso questo provvedimento doveroso per responsabilità civica ma anche spirituale, in quanto è una responsabilità salvaguardare la vita e l'incolumità pubblica e privata, quindi abbiamo deciso di sospendere per la tutela dei nostri concittadini e soprattutto visti gli sviluppi della situazione epidemiologica a Udine. Abitualmente tanti frequentatori del centro, si parla di centinaia, ovviamente con le misure, l'applicazione del protocollo sanitario come da disposizioni ministeriali, il numero è stato ridotto ovviamente alla capienza dei locali, che sono 200 era prima della chiusura, però ovviamente con questa chiusura abbiamo sospeso totalmente tutte le attività. È una nave traghetto turca, la prima che approderà alla piattaforma logistica di Trieste, inaugurata lo scorso settembre, carica di 273 unità, effettua un servizio che collega Trieste al porto turco di Cesme. Fino ad ora approdava tra il molo settimo e il molo sesto del Porto Nuovo, ora invece arriverà ogni sabato alla nuova piattaforma logistica. Per il presidente dell'autorità portuale di sistema Zeno D'Agostino, il prossimo ormeggio è la prova della piena operatività della piattaforma logistica e della sua completa integrazione con il porto, un evento quanto mai importante per tutto il sistema portuale.
Premio internazionale per la sostenibilità ambientale indetto dalla rete dei centri culturali europei al progetto udinese intitolato Plastic Art, ufficialità ieri in occasione della giornata mondiale del riciclo, premiata dalla giuria popolare Casaupa, realtà associativa che da 12 anni anima il Villaggio del Sole a Udine. Il progetto è stato l'unico italiano ad essere premiato tra le oltre 40 proposte in gara nel settore ambientale. Con questa vittoria Casaupa riceverà una sovvenzione di 3.000 euro, fondo che sarà utilizzato per migliorare la sede e gli spazi associativi dedicati al lavoro artistico e produttivo. Tra poco a Sport FVG parleremo della web Gesteco Cividale che domani inizia il suo cammino nella seconda fase del campionato di Serie B partendo dal secondo posto nella nuova classifica aggregata. Spazio poi anche all'Udinese, le novità in vista della partita contro la Lazio e poi alle polemiche tra i dilettanti per la decisione di unirsi, far unire alcune squadre al Comitato Veneto. Parleremo anche di calcio femminile e di canottaggio tra poco a Sport FVG e seguire l'appuntamento con il meteo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata a tutti voi.